Noi andiamo avanti e parliamo di un'altra emergenza che è quella che riguarda il cosiddetto granchio blu, con cui abbiamo imparato a fare conoscenza. Il tema è finito al centro dei lavori della Comunità Europea a Bruxelles. Il pescatore vive il problema giorno e notte al largo del nostro mare, della nostra laguna. Abbiamo trovato i granchi blu sui corsi d'acqua in campagna. Il granchio blu del Veneto vola a Bruxelles. Una delegazione di pescatori capeggiata dai primi cittadini di Chioggia e Porto Tolle è sbarcata in Commissione europea. È stato lanciato un grido di dolore perché senza ombra di dubbio che questo rappresenta un grandissimo problema per il territorio, un problema anche ambientale. Il granchio blu non è solo una questione di tenuta economico-sociale ma anche ambientale. La delegazione a Bruxelles, in un dibattito serrato, ha voluto far comprendere l'effetto devastante che ha questo crostaceo sulla peculiarità del territorio, che proprio per le sue caratteristiche consente un facile adattamento della specie, con una proliferazione massiccia. Una ricerca commissionata all'Università di Venezia ha certificato che le femmine di granchio blu depositano da un minimo di 560.000 uova ad un massimo di 6.100.000, numeri allarmanti. Un'emergenza che deve essere affrontata in modo sinergico, da qui la richiesta alla Commissione. Lancio veramente un allarme, a partire proprio da Chioggia, perché questo problema della presenza del granchio blu, che giudico una specie aliena che sta invadendo ovviamente i nostri mari, le nostre lagune, non sia solo italiano o veneto, ma sia veramente di tutta l'Europa. Il danno è enorme per il territorio. La voracità del granchio blu distrugge le specie autoctone, lasciando dietro di sé una landa marina deserta. Serve, hanno spiegato i rappresentanti del settore, intervenire in modo incisivo nella vivificazione e in tema di deroghe all'uso di determinati strumenti di pesca. L'aspettativa è chiara. Quello che oggi ci aspettiamo è che ci sia un intervento normativo che metta in atto le necessità che sono state rappresentate. Senza risposte che siano risposte puntuali, purtroppo sarà difficile risollevare questo settore e dobbiamo porre in essere delle azioni per la eradicazione o perlomeno la forte riduzione della presenza di questa specie, e per farlo ci servono degli strumenti incisivi.